Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signore e signori, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette! il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di niente. Attenzione! Attenzione! Abbiamo una special guest quest'oggi. Abbiamo con noi una content creator e soprattutto vera diva veneta, Chiaro. Benedetta Polato. Rullo di Ciao a tamburi. Ciao Benedetta! Allora guarda, sei la terza ospite del nostro meraviglioso podcast Ciaccoette. Beh, il 3 è il numero perfetto comunque. Giustamente. cioè, non per- Giustamente. Allora, ascolta, noi ci prendiamo il nostro leggio e iniziamo la puntata subito perché questa puntata qua è proprio ricchissima, E super vola. richiesta anche. Super Adoro, richiesta. davvero? Certo! Dopo ti diciamo anche il perché. Adoro. Allora, Benedetta, intanto vogliamo lasciarti l'onore di presentarti, ok? Raccontaci brevemente, ovviamente, chi sei, cosa fai, da dove sei e via dicendo. Raccontaci. Allora, ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, io sono Benedetta, detta Benny. E che dire, sono una ragazza dalla campagna veneta, profonda campagna veneta, proprio immersa nella campagna veneta in provincia di Venezia, al confine con Padova, perché dopo c'è chi dice ma il tuo accento non è veneziano, e lo so. Sempre Veneto, sempre Veneto, alla fine. appunto. Sempre Veneto. E niente, mi occupo nella vita di fare l'assistente alla poltrona da un dentista e... Davvero? Sì. Oh, non lo sapevamo! Quindi avete dei bei denti comunque. Grazie! Ma infatti mi sono sentita subito presa in esame. Sì, non posso dire niente. È quando vedo le persone purtroppo deformazione professionale, certo. che guardo i denti. Beh, certo. Ma sai che ero convintissimo che la content creator lo facessi proprio come professione principale? Ancora no, perché purtroppo, Purtroppo. serve skate. Esatto, Detta servono proprio, soldi, cioè. sì. Quindi è il mio secondo lavoro. Ok, quindi sì, Ci un'entrata sta. in più, un'entrata in più. Esatto. Ok, ho capito. Allora, Benedetta, oggi sì, ci hai raccontato appunto chi sei, abbiamo comunque molti spettatori nuovi che ci ascoltano, sicuramente saranno tuoi followers, tuoi seguaci, però magari non conoscono il nostro podcast, quindi Esatto. racconta un po' brevemente che cosa facciamo in questo podcast noi. Allora, in questo podcast, appunto, come detto all'inizio, si parla di tutto e di niente, quindi praticamente un missiotto de roba dove si ride prima di tutto Ovvio. e si parla, insomma, del più e del meno, si fa un fiade casì e alla fine comunque c'è sempre una matrice di insegnamento finale, perché quello ci vuole sempre, secondo manca me. mai. Esatto. Come essere un fial bar, insomma. Bravissima. Alla Sentante fine... il baretto del paese che si Brava. chiama di solito Basport. Brava, non manca mai su ogni paese. Bar Sport è sempre presente. C'è ovunque. O Bar veramente. Roma o Bar Sport di solito, i chili. È vero. È vero. Ascolta Benedetta, e saprai benissimo, e lo racconterai adesso ai nuovi spettatori, che dietro di te c'è anche un qualcosa che diciamo è, come possiamo dire questo bottone qua? Che cos'è? Must have. Un must have di Ciaccoette. Vuoi prenderlo? Aiuto. Guarda qua, è la X di X Factor. La X di X Factor. Che cosa fa questo bottoncino? Questo bottoncino serve per il nostro amato dialetto veneto. Esatto. Quindi, Quando lo si preme dobbiamo spiegare cosa Che vuol cosa dire. vuol dire, esatto. Però in questo caso, Benedetta, dal momento che tu sei la vera diva veneta e in questa puntata qua il dialetto veneto sarà principale, Esatto. onnipresente, ti anticipiamo già che questo bottone qua lo Mettiamo da parte, lo accantoniamo perché sennò vi imbriaghiamo. sì, appunto, Ah, possiamo imbriaghiamo. stare, possiamo perdere. vuoi comunque premerlo, avere l'onore? Sì, ovvio. Dai.
Eccolo! Con che cattiveria. Aspetta che passo un'altra volta. Vai. Ragazzi, prepareve. Le uniche 2 volte che premerai il bottone. Manco mai. Bene, allora direi che possiamo iniziare con la primissima rubrica Ciao Cheers. Ciao, cheers. Ciao Cheers! Ed eccoci nella primissima rubrica Ciao Cheers. Per chi non lo sapesse, qui si mangia. Se magna. Se magna. Questa è la rubrica migliore perché se magna, che è l'importante. Esatto. Ho preparato in onore di Benedetta e anche su sua richiesta, tra l'altro, Esatto. l'aperitivo veneto per eccellenza. Cos'è che secchi? E ora sto quasi un cicchetto, classico cicchetto proprio da aperitivo, pan e soppressa. Cosa che siete meglio del pan e soppressa, ragazzi. Niente. Fortuna che dovevamo parlare poco in dialetto veneto. Scusate, no. Ci sfugge. Ci sfugge. Vabbè, allora mangiamo. Certo, ovviamente 4 perché il 4 Eh beh, certo. è per chi ci sta ascoltando. Per gli ospiti. Cheers! Ed ecco il nostro solito crodino. Eccolo, cin cin. Sempre una garanzia. Top. E sgrassa un fiato. Sgrassa, Sgrassa. sì, manda su un fiato e pan che ieri mesi i denti. Top. Ma a proposito, ma tra salame e soppressa qual è la differenza? Sapete che io non lo so. Sai che non saprei, cioè la grandezza Penso di mi sì. verrebbe da dire, però a livello di manifattura si può dire, Sì. preparazione, non so esattamente cosa ci sia. Penso anch'io solo grandezza. So che ad esempio salame lo puoi fare ai ferri, Sì. però la soppressa io non ho mai No, sentito nessuno no. che la faccia ai ferri. la No, no, neanche. neanch'io. Vabbè, insomma, se c'è qualche magari salumiere all'ascolto. Esatto. Diteci. Esatto. Scrivetecelo nei soliti commenti. Nei soliti commenti. Ma io sono molto curiosa. Benny, ti chiamo Benny. Ma certo, cioè, devi. Qual è il tuo aperitivo preferito? Allora, io sono team Spritz Aperol. Da sempre e per Ok. sempre. Poi, per carità, ci sono altri cocktail Spritz che comunque mi piacciono, tipo anche Lugo, lo Sei Spritz dolce, bianco. Sì, comunque. esattamente. Comunque aperitivi molto da dive venete. Beh, chiaro, lo Spritz Aperol secondo me è proprio un classico, cioè con te vai a fare aperitivo, io penso subito Spritz Aperol e Cicchetti, chiaramente, perché quelli nell'aperitivo da vera diva veneta non devono mancare. Esatto. Esattamente. Sai che una volta l'aperitivo, lo spritz lo pagavi qua in Veneto 3 euro, 3,50 euro. Adesso anche qua stiamo un po' scherzando, siamo eh. fiadri, io sì. Amalgamarsi agli altri, ci stiamo Sì, amalgamando agli altri. Ormai anche l'aperitivo è diventato un lusso. Che non tutti possono permettersi, non è vero, è vero. Ascolta Benedetta, sai che anche a me prima piaceva moltissimo l'Aperol, però adesso sono team misto. Anche io. Buon gustai! certo. Vi piace a baia farsi o gli altri? Cioè, perché l'Aperol sì, allora io già con uno sono bella, non dico... cioè, però comincio a essere un po' più Andante. spigliata, esatto. Ok. Col misto codosso, cioè te meccati in ospedale, quindi insomma... Proprio. bravi però. Se no, adoriamo anche Aperol e tassoni. Anch'io, Buona! anch'io, cioè tassoni Aperol ragazzi, È una roba. mi fa volare, cioè... E avevamo detto in un'altra puntata che una volta lei ha provato anche un'altra cosa particolare. Aperol e Fanta. È buona, è buona. Dolce. Mai provato. Da provare. Da provare, Aperol e Fanta. Buona. Interessante questa combinazione, sì. anche perché io preferisco la Fanta alla Coca, sono sempre stata team Fanta. Ok. Strano. Quindi, secondo me potrebbe piacerci questo Aperol e Fanta. Dai, Potevamo farlo, cavolo. una volta provi a fare questo intruglio a E vi casa. taggo. Bene, allora ascolta Benedetta, partiamo subito perché vogliamo saperne di più su di te
e anche, cioè non solo noi, anche chi ci sta ascoltando e chi ci sta Ovvio. guardando. Spiega un po' come, cioè chi sei più nel dettaglio ovviamente e come sei diventata una content creator, quando è nata diciamo questa tua, magari prima inizialmente era una passione, poi l'hai trasformato in un lavoro e soprattutto che cosa ti ha portato a raccontare il Veneto sui social. Ok, allora, innanzitutto io nella vita non avrei mai pensato di poter, diciamo, fare questo percorso sui social. Mi sono sempre piaciuti in realtà i social, anche quando c'è stato l'avvento di Instagram, ho subito detto, carino, pubblichiamo un po' di foto, così. Però in realtà sono sbarcata, tra virgolette, sui social durante il lockdown con TikTok, Sì. che infatti anche lì ci siamo conosciuti io e te su È vero. TikTok, Sì, sì, è vero. nel lontano 2020, sì, ormai, col- sì, Lontano ormai. lontanissimo, cioè pare Lontanissimo. passare 20 anni. E inizialmente ho detto, ma guardavo questi social, vedevo che tutti facevano un po', ognuno una cosa diversa, qualcuno faceva anche lo scemo, ho detto, beh, sti qua fanno un sacco di visualizzazioni, un sacco di like, ho detto, ma Chi sono i miei? beh, appunto, Chi sono i miei? chi sono i miei? Chi sono io? Basta stare qua, cioè, vabbè. Esatto. E quindi essendo che comunque i miei nonni mi hanno sempre trasmesso un po' il dialetto veneto, anche questa passione comunque per la terra, per la campagna e per le cose semplici, diciamo, ho iniziato, ho pubblicato un video, diciamo, proprio sullo spritzaperol, quindi il mio primo video è stato cosa fa un veneto in lockdown? Si beve lo spritzaperol. Esatto. Per disinfettarsi, Per no? disinfettarsi da tutti i batteri. Come avevo. Esatto, abbiamo l'alcol che ci protegge, cioè un must proprio. E quindi appunto poi alla fine, volente o nolente, è diventato un lavoro perché comunque crescevano i follower, crescevano le visualizzazioni, quindi poi azienda X insomma mi contattava per fare video e quindi ho detto beh, perché non sfruttare questa opportunità? E quindi da adesso, insomma, da qualche annetto è un lavoro vero e proprio. Bene, bene, dai, siamo contenti, anche e alla fine è stato, diciamo, un po' anche il mio percorso, nel senso che anche io ho iniziato con il Covid, tra l'altro noi ci siamo, cioè, oggi è la seconda volta, la prima Sì. volta ci siamo trovati tipo a una colazione, Sì, esatto, vero? ad Abano. Ad Ad Abano Abano, Terme. ad Abano Terme, è vero. Vabbè, ascolta, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, chiariamo una cosa. Noi ti seguiamo sui social, ok? Ma come... Perché sappiamo che tu sui social ti presenti come la vera diva veneta, ma Esatto. come si riconosce una vera diva veneta e soprattutto, cosa importantissima, secondo te Irene è una vera diva veneta o è una diva e basta? Allora, parto con la prima domanda, Vai, dopo rispondo vai. alla seconda. Innanzitutto uno appena magari arriva sul mio profilo dice sta qua vera diva veneta, sbona, locali, robe. No, cioè sei partito male. Una vera diva veneta si riconosce per la sua semplicità. Genuinità. Bravissima, Ok. è la parola giusta, genuina, quindi è se stessa, fa cose semplici, si veste non necessariamente con Gucci, Prada, Louis Vuitton e quant'altro, perché no Gasquet, insomma, fondamentalmente. Però è comunque bravissima Irene per la sua genuinità, quindi è semplice, è se stessa, ama la terra, ama la natura, ama gli animali, ama bevere e mangiare in compagnia. Insomma, questo è, diciamo, il contorno di una vera diva veneta. Ok. Ma cosa fa una diva veneta? Giornata ideale, dalla mattina alla sera. Allora, La mattina si sveglia presto per andare in campi. magari, sarebbe il lavoro dei miei sogni, però sì, mi sveglio presto effettivamente, vado a lavorare, quindi lavora per i soldi, per andare in vacanza, per gli aperitivi, quindi comunque si fa il mazzo, quindi Certo. si lavora. Torna a casa, non è che si siede in divano, si rilassa, no, e lavora da nuovo perché poi c'è Come una schiava. come una schiava, a fare i video e quant'altro. Comunque molti dicono, ah sì vabbè, ma quando è che vai a lavorare? No, cioè dietro anche tutto questo ambaradan c'è un lavoro, ragazzi, che
tantissime persone purtroppo ancora nel 2025 non hanno ancora idea Sì. di quello che c'è dietro creare contenuti per i social, Certo. non c'è un'idea. E dopo cena, tisanina, copertina, divanetto e filmetto, franca rima, top. Quindi questa è... E il letto presto, mi raccomando. A che ora vai a letto? 10:30. dai. Sai che brava però, Sì, dai, come le galline. Sì. Come le galline, come le Esatto. galline. Ok, e la Irene è una diva? Sì, Irene è una vera diva veneta perché prima c'è il dialetto, gli è proprio uscito dall'anima proprio, quindi è una vera diva veneta. Sì, Dai, sì. grazie, mamma mia, avevo paura di questo Di non tuo- passare il test. Esatto. Ma a proposito di test, Certo, perché abbiamo visto che tu online dici sono una vera diva veneta, ma mettiamolo, cioè vediamo se è vero oppure no. Va bene. Carina, Facciamolo. ti mettiamo alla prova. Aspetta che bevo un fiato. Bevi, che così te sistemi un fiato e te prepari. Allora, ho preparato insieme a Mattia questa ciotolina con dei bigliettini per chi sta guardando, per chi non sta guardando, Ve l'ho capisci? appena detto. Esatto, capisci? E in questi bigliettini ne dovrai pescare 4. Ok. Trovi delle domande oppure qualcosa legato alle tipicità venete, a cosa fa una vera diva veneta durante X momento del giorno e via dicendo. Mi piace. In base alle tue risposte capiremo se te sei veramente una diva veneta. Ti daremo un Bene, giudizio. va bene, aiuto. Non siate severi però. No. Vai, pesca. Vado. Aspetta che rumego un fiantino. Ok. Vado uno alla Vuoi darmi il volta. microfono? Sì, grazie. Vai. Ah, beh, no. Come seduci qualcuno, ma in Veneto? Porco! Proprio questa doveva capitare. No, scherzo. Allora. Bella domanda questa. Come seduci qualcuno, ma in Veneto? Allora, innanzitutto, ragazzi, il biglietto da visita per la seduzione in Veneto è chiedere alla persona se vuole fare aperitivo. Ok. Cioè, vieni a fare aperitivo, bea gnocca oppure bel gnocco, perché cioè, certo. non è mica detto che solo l'uomo deve, no. cioè, anzi, voglio dire. Assolutamente. Quindi, secondo me, portarla a fare aperitivo o portarlo a fare aperitivo, se è astemio... Comunque si beve un crodino. Comunque, bravissimo. Vabbè, si sono un beve. po' cazzi, diciamo, però Sì, vabbè. però una tassoni, un Vabbè, crodino, vabbè. un'acqua frizzante si può bere comunque. Dite devi tassoni però io su tassoni. Esattamente. È il momento È il dell'aperitivo. momento, Esatto. bravissimo. L'aperitivo, sì, il drink magari è un po' la colonna, però tutto quello che c'è dietro è appunto il momento di condivisione, diciamo, dell'aperitivo. Mhm. Ok. Ripesco? Certo. Vado? Vai, ripeti. Vai. Ok. Ci siamo. Aspetta che ti ritengo il microfono. Lo tengo io se Vai. vuoi, tanto così. Oh, beh, questa mi piace. Il look perfetto per il mercato del sabato mattina. Adoro. E qua ti vogliamo. Allora, Tenga. sicuramente avrete visto il video del mercato del sabato mattina. Sabato mattina, non tutti ovviamente, perché che sei anche faccende, lavatrici e quant'altro, però è mercato a piove di sacco. Piove Ok. di sacco è... Bello, questo coso qua l'ho preso al mercato di Piove di Sacco. E posso dire si vede perché Si vede. è un maglione da vera diva veneta. Ah, ecco. Questo Ah, è ecco. del mercato di Piove di Sacco. Cioè, stiamo proprio mecciate. Senza volere. Cioè, infatti. Quindi il look è molto semplice, d'inverno, perché il mercato sabato mattina adesso è inverno. Fa anche freddo. Esatto, quindi io ho gli Ugg, i scarponcini col Ma sai che pelo. volevo prendermi anch'io gli Ugg? Ma vecchio, sono il top, cioè io d'inverno solo quelli, non esistono altre scarpe, Certo. Ugg e basta. Jeans semplici, mi adesso con questi neri, anche Ah, l'Irene, cambiare. cioè, Quindi la Irene ha il classico look da vera diva veneta al mercato. senza saperlo. Esatto. Maglioncini col coetto alto perché
Cioè, a una certa età, ragazzi, si va verso i 30 adesso. Guarda, se avete tutte e due, ma siete pronte allora ad andare al mercato? Ascolta, sabato mattina. No, c'è sempre Sabo. Esatto. È sempre sabato. Esatto, giubbottin, bello, corposo, berrettino, perché per me un must è anche il berretto d'inverno, cioè non vado via senza berretto. E della sciarpa cosa ne pensi? Allora, io non sono amante delle sciarpe, Aia, purtroppo. Lei Lo ne so, sì, però. lo so. Io vabbè. ce l'ho sempre, anche in primavera. Lo so, beh, effettivamente, cioè, ti tiene caldo, cioè, ti preclude, nel senso, certo. ti protegge, volevo dire, da vento, intemperie, Nebbia. nebbia, caigo e quant'altro. E basta, e siamo pronti per girare tra le bancarelle del mercato con fierezza proprio di dire stamattina porto a casa uno shopping con i contromaroni. Certo. Cioè, Che poi che ridere, ho appena sentito che hai detto la parola caigo, che e tu hai imparato da poco che cosa vuol No, dire io ho caigo? imparato dal tuo, cos'era una storia o un video di qualche giorno fa tuo, che nebbia se caigo, non lo sapevo. In realtà più proprio nel veneziano, Ah, Venezia, ecco sì, perché perché infatti. effettivamente in altre province del Veneto non la sanno. Io non la conoscono. sapevo. Neanche io in realtà. C'è chi dice caivo con la V Mhm. in altre parti del Veneto, però sì, caigo è proprio il nebbione, quello Che non vedi classico, niente. esatto, quello classico di adesso, insomma. Quello di Esatto. qualche giorno fa, insomma. Esattamente, sì, sì. Vai, terza domanducciola. Terza, vai, stiamo andando bene, Se vero? vuoi. Certo. Benissimo. Per il momento voto 10. Un modo di dire veneto che ti fa morire dal ridere. Beh, ce ne sono tanti. in Ce ne realtà. sono Ce ne tantissimi. sono tantissimi. Devo pensarci un po'. Tipo... Dunque, modo di dire. Porca miseria, sembrava facile, invece ci stiamo impappinando. Aia qua, Aia, scende aia. il voto. Aia. Ce ne sono talmente tanti che cioè, è difficile scegliere. Sì, allora guarda, a me tipo piace moltissimo quando dicono "Ah, Carlì, te mangi i risi in testa". Sì, molto carino, sì. Che però secondo me si dice anche in altre regioni tipo italianizzato. Ah, ok. Tipo ti mangi risi in testa, non so se sia... È vero, sì. Può darsi. Sì. Può darsi. Però effettivamente tutti i modi, cioè tutte le parole che indicano tipo una persona un po' stupida a me fanno ridere. Esempio, descanta bauchi sveglia macà. Bello, Secondo me è l'apice, secondo Sì. me. O in semenio, in Sì. calmacco loco. Brava. In calmacco loco. Cioè questo proprio, quando uno ti dice che sei incalmato con loco, in calmacco loco, cioè vuol dire che te sei proprio Duro. duro come Duro. il marmo, cioè tutti questi comunque che indicano una persona un po' poco sveglia, stupidina, in Fanno Veneto riderissimo. fanno riderissimo, secondo me, sì, sì. Certo. E il vostro? Beh, il tuo, Irene? Aspetta, perché la lista è lunghissima. Hai visto come si è proprio presa? Devo pensarci. Madonna. No, Non me ne aspetta, vengono. no, ne abbiamo imparata una nuova che Sì. anche il gatto è il gatto col sorso in bocca non canta Mina. Quella che avete messo nell'ultimo video? Sì. Ma sai che non la sapevo Non la io? sapevo E neanch'io. anche se peso il tacon del buso, bellissimo. Ma è quasi poetica, Sì, la è senti? poetica, sì. È Se poi sul tacon, cioè, poetica. se tu la dici, cioè, ti scorrono proprio i penotti, cioè proprio Sì. i Per non brividi. parlare de rosso de sera, bel tempo se spera. Ma quello però è anche in italiano. Rosso di sera, bel tempo si spera. Però in dialetto Suona meglio. Suona meglio. suona tutto meglio. Suona sempre tutto meglio. Le basi. Sì, altri non me ne vengono in mente, ma ce ne sarebbero veramente un'infinità. Sì, ce ne sono veramente tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Sì, cavolo. Facciamo l'ultimo, manca l'ultimo. Manca l'ultimo, vai. Vero? Beh, forse ho già risposto prima, però rispondiamo di nuovo. Ah, ok, vai. L'aperitivo perfetto di una vera diva veneta. Aperol Select, Luxardo, Campari o Prosecco. Aperol, come accennavo anche prima, Certo. secondo me è proprio il top, però devo dire che ultimamente sarà l'avanzare dell'età, non lo so,
Il calicetto di prosecchino me lo È già bevo, meglio. me lo bevo molto volentieri, sì, mi fa sentire meno il peso dell'alcol. Sì, è più leggero. Leggero, esatto, Leggero. sì. Ma sai che io ho scoperto il Cinar? Buono il Cinar. Amaro però, no? Amarognoletto, ma non Amarognoletto, tantissimo, non tantissimo. Che tra l'altro io ho scoperto, cioè, da poco, che è fatto col carciofo. Col carciofo. No, non lo sapevo. Eh sì, nel logo c'è Sì, il sì. simboletto del carciofo apposta. Oddio. Eppure, cioè, vabbè, ovviamente non sa da carciofo, No, però no, no. non ti aspetteresti mai che sia fatto col carciofo. Effettivamente esatto. è un po' amarognolino. Sì. Un pochino. Certo. Quindi ci sta effettivamente che sia Ricorda, fatto... ma in realtà io quando lo assaggio sento proprio un po' il retrogusto del carciofo. Ascoltami, abbiamo appena parlato adesso di dialetto veneto, no? E sappiamo però che il dialetto veneto ha tantissime sfaccettature. Sì, tantissime. Tantissime. Tante. C'è il dialetto standard veneto, quindi quello che magari imparano anche le persone che vengono ad abitare qua per un mesetto e sentendo parlare gli altri. E poi c'è anche il dialetto, quello per gli esperti, Sì. quello che sanno le nonne. Esatto. Nel livello pro. Livello pro. Tu sai dirmi qualche esempio, ti li ricordi? Magari quello che ti dice o ti diceva tua nonna, i tuoi nonni. Anche qua bella tosta. Beh, mia nonna, cioè, quando parla veramente servirebbe davvero un traduttore, Ah, perché davvero? sì, perché loro magari avendo comunque una certa età, anche quando erano più giovani, non erano abituati tanto a parlare l'italiano, cioè anche in famiglia si parlava sempre in dialetto. Solo dialetto. Solo Sì, dialetto, è esatto. tutto un dialetto veneto, anche mia nonna in realtà è tutto un dialetto veneto. Sì. Esatto, tipo, sì, mi viene in mente il termine che ho detto prima, qua, rumeghemo, un fiantin, cioè rumegare significa proprio cercare qualcosa in mezzo a, tra virgolette... Una cianfrusaglia di cose. Sì, esatto, il Certo. casino, quando uno magari direbbe vago cercare sta roba. Esatto. Quindi sì, c'è sempre questo livello proprio di dialetto che ti insegnano soprattutto, secondo me, i nonni, perché già i genitori... Magari sì, anche Non loro. soltanto pro i genitori, Livello cioè, base, secondo me. Livello base, Sì. sì, livello base. Sì, anche se vedo che ultimamente il dialetto veneto sta andando sempre più a perdersi in realtà. Purtroppo, Sì. sì, purtroppo tra i giovani, perché direi che è normale, tra virgolette, però non è neanche bello, No. nel senso che comunque ci sta, per carità, non parlare sempre 100% veneto, però un qualcosa anche di tramandato dai nonni. È bello. Fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra Esatto, cultura, esatto. certo. Ma ascolta, ci sono delle parole, anche tu amo, Eh. che vorresti nel dialetto, cioè che sono in dialetto ma le vorremmo nel vocabolario tipo italiano? Vabbè, freschi e lì non piove, Beh, cioè non che questa, piove. sì, secondo me è in top 10 sicuramente. Spieghiamo freschine che cosa vuol dire. Vediamo tu che descrizione dai a questa parola. Esatto. Allora, non è facile perché in realtà non c'è una spiegazione proprio tecnica precisa, perché è un odore talmente particolare, talmente Sì. forte che solo un veneto quando lo sente può dire questo è odore de freschin, cioè Sì. proprio secondo me è molto più diffuso zona Venezia, perché lì magari con l'acqua eccetera. Però è proprio questo odore quasi di marciume, cioè di un misto tra pesce marcio, uova marce. Acqua ferma Sì, acqua anche. ferma, è un mix di porcherie, insomma, che danno questo strano odore tipico veneto, insomma. Tipo Per- se vai a Venezia o a Chioggia, lì che sa la freschina. Esatto, freschinasso proprio, sì, sì. Per me il freschin è proprio quell'odore delle stoviglie che non sono pulite bene. Che sanno odore. Che sanno da odore. Io Sì, odio sì, quando vado in bar o al ristorante, che come metto così il bicchiere Sai in quante bocca- volte mi è capitato? Ma dai. È di ridargliele indietro, certo, sì, sì. Io proprio. Sì. Sì. Ci sono anche qua scritte nei miei bracciali.
Figo! Che vabbè, questo non c'entra niente, Cioè? neanche questo. Però ad esempio Bronsaco Ertas, vabbè, Spritzaperol, Adoro! Mona, vabbè, basta. classico. Caigo, e qua c'è Ombra, inteso come Ombra Devin. Devin. Certo, Ma bellissimo. li hai fatti tu? Sì. Ma ce ne hai portato uno per noi? No, mi sono... Aia, aia. Beh, Dobbiamo- La prossima volta me lo porto. dai. Dobbiamo rivedere meglio i nostri... Troppo i nostri figo. invitati. Sì, vero. Tra l'altro, avevo trovato un detto proprio in onore, secondo me, di Ciacoette, perché è coecciacque non si impasta e fritto, Sì, famoso detto, sì, questo. Ma cosa significa realmente? In soldoni c'è coecciacco nel impasta fritto, cioè chiacchierando troppo non concludi niente, cioè nel senso letteralmente con le chiacchiere non impasti le frittelle. Non insomma. fa niente. E appunto chiacchierando troppo alla fine non si conclude niente, cioè della serie contano di più i fatti delle parole, sarebbe un po' E questo. noi altri che ci Non è avevamo proprio per anche- niente il nostro. C'avevo massa. Non è proprio per niente nostro. Potrebbe essere il nostro payoff. Ciacoette, coecciacque non si impasta fritto. Un po' controverso, ma insomma. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Vabbè, poi secondo me oltre a Freschin, tornando al discorso di prima, i bagigi. Ma chi Ma- è che c'ama arachidi? Se c'ama bagigi! Sì, ma infatti io non so, dal Veneto in giù, barra altre parti, cioè cosa dicono? Dammi un po' di arachidi. Ma schifo! cos'è? Ma cos'è? Arachidi o... No, dai, è bagigi. Cioè, bagigi. Bagigi. Vi insegniamo questa parola. Non si chiamano arachidi, quelli salati, ma bagigi. Bagigi. Ma ti piacciono i bagigi all'aperitivo? In bar? Sì. Bagigi, anche quelli secondo me devono essere un must per gli aperitivi. Anche Che secondo me. dici? Sì. Sì. Però non solo quelli, secondo me, perché un aperitivo con solo bagigi e patatine a me mi È sta triste, qua. è No, triste. è triste, vuol dire che proprio il bar ti aveva detto ciapa qua E basta, E basta. bevi e taci, cioè, nella serie. No, i cicchetti devono esserci. Ah, Sì, no, sì, no. assolutamente. Poi un'altra parola che avevamo pensato e su cui abbiamo dovuto discutere molto con i nostri fan, la parola spira. Noi sì. altri diciamo spira. Ma per dire il prurito? Prurito. Io dico spissa, ad esempio. Ah, no! Sì. No, qua noi diciamo spira. Ma sai mai sentito spira? Oh, spira. Spira. Gospira. Poi con quella R dà ancora più il Più il senso senso di di grattare, no? Spissa. La spissa da cavarti anche e a pe. Esatto. E i snarocci anche. Snarocci. I snarocci è il muco. Sì. Beh, Muco. come anche calcagno, c'è calcagno. Calcaglio, è la caviglia, no? Sì. Fa troppo ridere. Calcagno. Aspetta, so che una volta ho sentito mia nonna dire dicendo che aveva male i piedi, forse, o la schiena, a gol can che mi morse cal calcagno. Una roba del genere, tipo. Sì. Sto male. No, non ho mai Bello. sentito questo. Beh, Sì, carino sì. però. Forse potrei usarlo anche. No, scherzo. Insomma. Col can che tenga. Però sì, ci sono secondo noi delle parole venete che dovrebbero essere messe nel dizionario Sì. italiano. Sì, Certo. anche perché parlando così anche magari con gli amici, cioè non ti viene da dire la parola italiana per quella cosa. No. Cioè, No. non è che dici, ah cavolo, prurito. No, Ma ho cosa? spissa, cioè basta, questo è. È vero. Sì. A volte io mi ritrovo proprio in un discorso che sto facendo in italiano, completamente in italiano, e così random ci piazzo quella parola Sì, in no, dialetto ma perché sì. rende di più. Sì. Sì, fa parte della nostra cultura. Cioè. Certo. Rende di più, è inutile. Sì. Però adesso entriamo un po' nel vivo della puntata. Vogliamo una Benny guida turistica, Ah! esperta di Veneto. Tra l'altro ho fatto qualche anno di turismo all'università, poi ho abbandonato, però vabbè, dettagli, cioè nel senso... Ma turismo veneto? No, purtroppo. Magari ci fosse la voce, cioè come si dice, l'indirizzo. Sì, l'indirizzo universitario. Figo. Veneto. Ci sta. Vabbè. Scusa, ti ho interrotto. No, tranquilla, figurati. Per i nostri spettatori che non sono veneti,
che paesino tu consiglieresti per proprio sentirsi addosso quella... Il Veneto. Il Veneto. Venezia a parte, eh? Sì, cioè, allora non consiglierei Venezia, semplicemente perché ormai è proprio È troppo turistica. mainstream. Sì, è mainstream, è cioè, turistica. uno pensa al Veneto e pensa subito a Venezia, invece magari ci sono anche tante altre realtà, meno, non dico poco conosciute, però meno conosciute, che sono veramente molto carine. Certo. Io, ad esempio, sono innamorata di Arqua Petrarca, Ah, che tra l'altro bella. ho visto anche qua vicino. Ah sì, è qua perché dietro? Qua dietro. Passando mi diceva, gira per Arqua Petrarca. Quasi quasi lo faccio piuttosto di andare da Ciao, quei due. Ciacquete. Da quei due di Ciacquete. No, dai, però veramente a me piace un sacco, cioè Ah, ti sì, è sei vero. proprio immersa nei colli, dopo ci sono un sacco di piccole Botteghette. botteghette, realtà proprio che ti fanno vivere quei luoghi, poi c'è lo spritz euganeo, il brodo di giuggiole, cioè è veramente una chicca secondo me del nostro Veneto. Anche Sì. perché abbiamo scoperto che le giuggiole non tutti le conoscono. No, è vero. Ma in che senso? No. Dove, no. dove cavi via? Abbiamo scoperto che è un frutto cinese che è stato importato qua in Italia, ma soprattutto nella nostra zona perché noi avendo la terra vulcanica è la perfetta terra per coltivare questo frutto. Ma tra l'altro, a proposito di Arquà, che pullula di giuggiole, abbiamo scoperto che è uno dei borghi più belli d'Italia quest'anno. Ah certo, mi pare l'anno scorso era al secondo posto. Ah. Non so quest'anno come sia messa, però comunque Vuol dire che però- c'è nella lista. appunto ed è pure in top comunque 5, top 5, certo. quindi Giustamente. Certo. sì, cioè, merita assolutamente di essere visitata. Esatto. E a proposito di sagre nel senso di feste, sagre, eccetera, eccetera, c'è la festa della giuggiola ad Arqua Petrarca, ma una vera diva veneta deve partecipare alle sagre. Chiaro. Beh, Ah, ecco. quindi tu ti ricordi, raccontaci un po' il cambio, perché quanti anni hai, Benedetta, se si può dire? 29. 29, ok. Quindi diciamo il discorso delle sagre l'hai un po' vissuta sia da ragazzina, che c'era una mentalità totalmente diversa, quella che dovevi andare alle giostre, andare a fare il tagadas, non stavi in Autoscontri. piedi, Catenelle, le catenelle. che bello. E invece adesso, secondo me, le vere dive venete vanno alla sagra non per le giostre, ma per cosa? Per maniare! E a fritea. Esatto. Esatto. Mangiare. Quindi raccontaci, quali sono le tue sagre preferite? Allora, dico magari quelle della mia zona che Certo. conosco perché sicuramente ce ne sono tantissimissime in giro per il Veneto, Sì. però sicuramente delle sagre a cui non si può mancare sono la sagra di Dolo, che mi pare sia la sagra di San Rocco, Ok. se non Mai ricordo sentita? male. Dolo è un paesino carino, un po' utilizzato anche per pigliare per il culo dalle nostre parti, tipo Ah, quando sì? uno ti dice ma ti viene dal Doio, cioè... Perché? Non ho sentito sta roba. È come per dire, ma sei scemo? Non lo so perché. Ah, ok. In realtà avevo letto che una volta i i signoroni ricchi veneziani, quando venivano in provincia, quindi quando c'erano i poveri, insomma, in giro, dicevano appunto, ma ti viene dal Doio, come per dire, ma sei uno un po' Dalla povero, Provincialotto, un po' tipo. provincialotto, Ok. sì, dalla Ok. campagna, sì, quindi ma ti viene dal Doio, adesso si è modificata come per dire, ma sei stupido, vabbè, come per dire ti viene da Boscociaro, una roba simile, insomma. Anche Da questo. Boscociaro. Da Boscociaro, sì, è un paese, mi pare in provincia di Chioggia, se non... Boscociaro. Cioè, sotto Chioggia, non mi Ok. ricordo. E beh, sagra di San Rocco, fiera del Folpo, Mamma, Ovvio. bellissima, enorme. enorme, sì, quella è proprio infatti è proprio una fiera, cioè non è neanche una sagra, è una fiera perché ci sono bancarelle, ci sono tutti questi baldacchini, stile Baccari, proprio si Sì. chiama la corte dei Baccari, dove hai tutti sti baldacchini, dove prendi cicchetti di tutti i tipi, bevi una birretta, uno sprizzetto, insomma, proprio carina. Ti Via. perdi lì comunque E ti perché è perdi, immensa. sì, 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 ci immensa. passi una giornata, Sì. cioè vai lì il pomeriggio, Sì, sì, tardo Madonna. pomeriggio e te torni a casa a sera. L'unico problema è il parcheggio, però vabbè, insomma, siamo Me lo Noi ricordo. siamo stati fortunati. Noi siamo stati fortunatissimi. Sì. Quest'anno, la prima volta che ci andavamo, abbiamo trovato un buco subitissimo. Abbiamo detto, ma perché tutti quanti dicono che si fa fatica a parcheggiare? Guarda noi quanto
ci abbiamo messo... Allora, abbiamo camminato, Sì. Abbiamo camminato, Sì, sì. però l'abbiamo trovato subito. Però Sì. devo dire che quest'anno avevano aggiunto dei parcheggi rispetto all'anno scorso, Ah. anche in mezzo ai campi hanno fatto tipo stile parcheggio, però quella è da fare Sì, sicuramente certo. come sagra. Queste due Must. consiglierei. Ma quando eri piccola, qual era la tua giostra preferita? Le catenelle. Le catenelle, ma ti Sì. facevi anche spingere Mi per facevo prendere la coda? spingere, sì, avevo proprio degli amici, cioè che ci incontravamo lì alla sagra solo perché cioè, sapevo proprio che mi facevo spingere, prendevo la coda e facevamo giri proprio a oltranza, cioè andavo avanti anche 10 giri uno dopo l'altro. Adesso se lo faccio, ciao, cioè, sì, in buonanotte. ospedale diretta, cioè. Io con le sagre, allora forse non la conoscerai, però da noi c'è la sagra al Tresto. È Este? molto, è grandicella come sagra, non come quella del Este è Folco. un paese carino. No, Sì? in realtà è Ospedaletto. Ah, vabbè, però sarebbe quella di Este, cioè tipo è famosa perché è quella di Este forse? No, è di Ospedaletto. Ma Este non ha una sagra? Sì, ma insulsa. Ma dai! strano. Vabbè, ok. Anche proprio insulsa, non ha Anche senso di Ospedaletto. esistere. Infatti, cioè, vabbè, ok. E io una volta, quando ero piccolina, pensavo che Tresto fosse sagra. Cioè, associavo la parola Tresto alla parola sagra, quindi io andavo a dire in giro andiamo al Tresto, Ah, ok, sì. come per dire andiamo alla sagra. Sì, sì. Vabbè, ma guarda non che- era cioè... Ma guarda che io con i miei amici diciamo ancora andiamo al Tresto, ma per dire andiamo alla sagra del Tresto. Invece tu pensavi che Tresto fosse proprio sagra. Tutte le sagre del mondo, capito? Cioè, per me anche la sagra de Rovigo Andiamo ieri al andiamo al Tresto, capito? Cioè... Sto male. Ci stanno piccoli, insomma, siamo Sì, è vero, è vero. E noi l'ultima volta siamo andati a una fiera particolare, non so se era sagra o fiera, però sai dove si trova Stroppare? L'ho già sentito, ma È no. una frazione di un paese qua vicino a noi e fanno la sagra barra fiera, non lo so, della patata America. Fa ridere, fa Fatti la ridere. parola Sto stroppare. pensando che stroppare, cioè vuol dire tappare in dialetto. Sì. Ah, Sì, sì, è vero, è vuol vero. dire E c'è una tappare. frazione che si chiama Stroppare dove coltivano la patata America. Ed è buonissima, ma siamo andati, abbiamo mangiato i gnocchi fatti Gnocchi. con la patata America. Tanta roba, eh. Ma infatti leggevo, non so, su Instagram mi era capitato un video che la patata americana è stata importata un sacco proprio in alcune zone, qua tipo anche del Polesine. Come qua a Stroppare. Esatto, vicino. e hanno proprio, ce l'hanno fatta a coltivazione, poi nonni, bisnonni sì, e quant'altro, e ne hanno fatto proprio un mercato Sì, sì. grande, sì. Ma a proposito di gnocchi, che siano con patata americana, che si dice anche patata America, American. America. o de patata dolce normale, patata normale. Una vera diva veneta, come condisce gli gnocchi? Allora, una vera diva veneta secondo me gli gnocchi se li porta a casa. Anche. Ma ho già il mio gnocco a casa. Che salutiamo, ciao! Ciao Matteo. Allora, intanto gli gnocchi si fanno, cioè non li faccio io, li fa mia nonna, però fatti appunto in casa, cioè Ok, hanno tutto un altro cultura. gusto rispetto proprio a quelli Sai che non comprati, l'ho mai diciamo. fatti io in casa. Io no, ma le mie nonne sì. Una volta si facevano solo in casa, Sì, cioè, e che buoni. come anche la pasta e tutto, era tutto più bello una volta, vabbè. Mm. Però ci sono vari condimenti che secondo me con gli gnocchi sono top. Capiamo, capiamo. Ragù Ok. sono quelli proprio classici, Classici top. però a me piacciono tantissimo anche con la passata di pomodoro. Pensavo un altro gusto io. Che gusto pensavi? Con la cannella. Con la cannella. Vabbè, ma sì, ma Oh? non li hai mai provati? Non No. conosci? buonissimi! beh, Ma con la cannella tipo la polverina? Te che da Zucchero e recuperare? cannella, gnocco con zucchero e cannella. Esatto, mi Buonissimo. piace anche, cioè mi piace come gusto. la Guarda che sei cannella. tipico delle nostre parti, eh. Sì, sì. Non Allora, stai. stomachevoli dopo un po', secondo me. Però buoni, Madonna. molto buoni. Sì, sì, prova dovrò gnocchi, zucchero recuperare. e cannella. Gnocchi cannella. conditi con zucchero e cannella. Non Buoni. ho sentito, però siamo aperti a Le nuove. mie nonne solo zucchero e cannella. Mm. Interessante questa combinazione.
Dai, allora una volta ti invitiamo qua e te li facciamo proprio. Te li prepariamo così mangiamo tutti insieme. Adoro. Ti assumi questa responsabilità? Mi assumo questa responsabilità, li farò io per la prima volta fatti in casa. Aiuto! Davvero? Ci vuole un vlog degli gnocchi fatti in casa. Bene Benedetta, allora adesso siamo quasi giunti alla fine della puntata. Cos'è che c'è adesso? Scusami, puoi dirlo? Ah, lo devo dire io? Certo che lo devi dire tu. Saccoroscopo. La rubrica migliore del mondo. No, la peggiore. Ciacoroscopo. Eccoci qua arrivati alla rubrica migliore di Ciacoette. Peggiore. Allora, come ben sapete, oggi dirò il segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 settimane, ok? Ho già studiato, tra poco tra l'altro sarà il 2026, spoiler, stiamo preparando una puntata per dire quali saranno i segni zodiacali più fortunati. Speriamo bene. Speriamo bene. Che segno zodiacale sei tu? Leone. Come me! The best segno in the world. Esatto, quando sei nata? Il 15 agosto vecchio. Cacchio, io l'11, vicini però. Vicini, sì. Cavolo. L'11 agosto. Pensa io. che la scorsa ospite, la Linda quasi maestra, era nata lo stesso giorno mio, Sì, Boia. ma senza saperlo. tutte e due gemelli. E no, non dello stesso anno. No. E voi due adesso ravvicinati. Sì, Leone, Certo. Leoni. Comunque mettiti l'anima in pace perché queste 2 settimane qua il segno più fortunato non sarà il leone ma sarà il Capricorno. Cari Capricorno, in queste settimane il vostro senso pratico sarà al top. Riuscirete a mettere ordine tra luci di Natale, regali e pandori che spuntano dal nulla. In amore, momenti dolci e tranquilli. Nel lavoro e nei progetti personali, conferme e soddisfazioni. E se dovete ancora fare gli ultimi regali, respirate e sfruttate al meglio il vostro talento da maghi dell'ultimo minuto. Bravi. Bravi Capricorno, che tra l'altro mi sa che quest'anno un bel po' di volte sono stati segno fortunato. Guarda, io sono certa che l'unico segno che non ho mai sentito sia il gemelli. È il mio leone. Mai sentito, mai. Siamo in fondo alla classifica. Ma sempre, cioè. Sempre, sfigai. sempre. Bene Benedetta, allora guarda, grazie per essere stata qua con noi. Grazie mille a voi per avermi ospitato nella vostra cameretta, nel vostro set. Ti piace? Ho adorato tutto. Ti proprio piace? Da quando sono entrata ho detto adoro. Adoro. Aspetta che bevo un fiato. Beviamo un po'. E allora guarda, per chi ci sta ascoltando nuovo, che magari si è innamorato, vuole conoscerti, vuole guardare i tuoi contenuti, come ti possono trovare online? Allora, io sono sia su Instagram che su TikTok, mi trovate come Benedetta Polato, senza punti, senza virgole, senza numeri strani, tutto molto semplice. E lì trovate i miei video, se volete potete anche scrivermi, commentare i miei video, insomma, vedere quello che faccio tranquillamente nei miei social. Perfetto, perfetto. Noi ovviamente ci trovate come Ciacoette Podcast, io sono Esatto. Mattia Malengo. E io, Irene Battistella. E com'è che concludiamo ogni puntata? Intanto aspetta, dicendo di commentare, condividere, mettere 5 stelle. Mettere mi piace, salvare. tutto di più. Condividere. Tutto. Però vediamo Benedetta se hai studiato. Com'è che concludiamo le puntate noi di solito? Porca trota. Con Cin a noi, noi, a voi e a Ciacoette.